Per bottega, realtà di Bibano produttrice di vini e distillati di pregio, la parola d'ordine è distinguersi. Basti guardare in piccolo i dettagli di una singola bottiglia e in grande lo stabilimento principale per comprendere come questo codice abbia portato bottega in 150 paesi nel mondo, conquistando oltre 350 premi e affermando il Bottega Gold come il secondo spumante più venduto al mondo. Facciamo a Sandro Bottega qualche domanda su un mercato che non ha mai smesso di crescere e che guarda al futuro con una certa ambizione. Che atteggiamento dovrebbero avere le eccellenze italiane, le aziende italiane anche come la sua nei confronti dell'estero? Che insegnamento potete dare? Ma più che dare insegnamento è un'opportunità per noi il mercato estero, perché sicuramente cercano il prodotto italiano perché è un'eccellenza a tutti i livelli e quindi noi dobbiamo essere propensi e tesi alle esportazioni, alla richiesta di mercato, alle opportunità che si può presentare il mercato, e dobbiamo anche essere capaci di creare la domanda, perché il mercato estero molto spesso non sa nemmeno che noi produciamo certi prodotti con certi valori, con certe caratteristiche, e quindi dobbiamo essere promotori della cultura prima ancora del prodotto e poi del suo modo di consumo. Allora, diciamo, le iniziative sono tantissime. Prima di tutto abbiamo viaggiato per decine e decine di anni con la valigia a portare il nostro messaggio, il nostro prodotto. Poi abbiamo cercato di investire nei mercati esteri con personale che potesse creare una cultura, un humus culturale dall'altra parte atto a recepire, a riconoscere un prodotto di qualità. Poi abbiamo fatto comunicazione nella stampa con degustazioni, con momenti di convivialità, momenti di ufficialità nei quali il prodotto veniva esposto, presentato per quello che è effettivamente. A volte il fatto di avere un organismo nazionale che ne garantisce la qualità, come per esempio è per la grappa, per il prosecco, per il limoncello e tanti altri prodotti, ecco, questo è una garanzia per il consumatore, per il consumatore straniero, dico, perché capisce che non è un prodotto fatto da un'azienda e dichiarato da un'azienda come c'è in tanti paesi del mondo, ma c'è anche un controllo di un'autorità competente che ne garantisce il livello qualitativo. Poi abbiamo adattato i nostri prodotti alle esigenze, abbiamo adattato i prodotti ai formati che sono ammessi in un determinato paese, alle etichette in un paese rispetto ad un altro. Abbiamo costruito ricette che avessero delle caratteristiche atte a quel determinato paese. Abbiamo ridotto il grado alcolico o aumentato a seconda dei paesi, a seconda delle necessità. Abbiamo insegnato gli abbinamenti enogastronomici, abbiamo insegnato a bere bene, quindi ad avere un consumo consapevole del vino e dell'alcol in genere. Quindi abbiamo fatto tantissime iniziative, abbiamo fatto delle iniziative culturali anche con le nostre bottiglie che sono state presentate come opere d'arte, quindi abbiamo fatto del nostro design un esempio, okay, di come un prodotto non deve essere soltanto di buon contenuto, ma deve avere un contenitore che ne possa interpretare la qualità e la possa far riconoscere al consumatore. Non si dice bello, si dice distinguibile, perché il bello è un qualche cosa che è relativo. Noi abbiamo la nostra distintività, abbiamo la nostra caratteristica, abbiamo il nostro design, c'è chi piace e chi non piace, e noi speriamo che siano più quelli a cui piace che quelli che non piace. Cerchiamo di fare del nostro meglio, ecco. Un pensiero invece verso i giovani, anche verso i vostri giovani, quelli che lavorano in questa sede. Ma diciamo che abbiamo sempre raccolto giovani che poi adesso non sono meno giovani, che sono anche persone mature che sono con noi da 10, 20, 30 o 40 anni, e abbiamo cercato di insegnare loro quella che è la nostra filosofia, la nostra cultura, il nostro modo di pensare, di agire, di promuovere un prodotto. Abbiamo insegnato cosa vuol dire avere sempre il sorriso e avere sempre la spiegazione, perché la cultura del prodotto, il know-how di come il prodotto viene fatto e la presentazione pedissequa di quello che noi facciamo all'interno dell'azienda permette al consumatore
straniero ma anche italiano, una volta che ne viene a conoscenza, di recepirne la qualità, di riconoscere la qualità e quindi anche di apprezzarla. Prima di parlare di qualità di un prodotto bisogna parlare anche di consumatore di qualità. Il consumatore deve sapere che cosa sta bevendo e oggi e sempre di più il consumatore vuole avere delle informazioni su come il prodotto è fatto, quindi io dico al giovane abbiamo insegnato tante cose, io stesso ero giovane e le ho imparate e credo che i giovani abbiano un numero infinito di possibilità di crescita, di apporto di idee, di innovazione nel mercato nazionale e mondiale, sia nelle imprese che nel commercio. Io credo che il modo di porsi sia fondamentale, essere vicini al consumatore, vicini alle esigenze del mercato, non avere paura di presentarsi, ma avere una grande umiltà che deve essere accompagnata anche da una grande pazienza, perché il successo non arriva in 2 minuti, a volte può anche arrivare in poco tempo, però è raro, è molto raro. Normalmente ci vuole avere tantissima pazienza, cosa che io ho avuto e tanti che sono con me hanno avuto. Diciamo che non si tratta di correre dei rischi, ma si tratta di avere la consapevolezza delle proprie capacità, delle proprie conoscenze, e una volta che sia una passione, una bandiera, un'idea, un ideale, bene, portarlo avanti fino a quando è stato raggiunto. Certo ci si può sbagliare, ma è il rischio della vita. Può essere che uno faccia un prodotto che non piace a nessuno e che la sua azienda non vada bene. Anche Steve Jobs ha fallito 2 volte prima di costruire questa grande azienda che oggi si chiama Apple, però ha sempre creduto nelle proprie idee e anche quando non sono andate per il meglio lui ha continuato a credersi fino a quando ha avuto successo.